Something inside is burning me. I cannot find what I can see. It could be too late for me. Benvenuti a tutti. Niente, sono qui con l'amico Gildo, che è il titolare della scuola di musica. Ho letto che ha dichiarato che realizza un sogno e quindi sono contento per lui che realizza questo sogno, ma sono contento indirettamente anch'io perché ritengo che la musica sia un dono grandissimo che aiuta a vivere meglio, e quindi pensando a tutti i ragazzi e anche i non ragazzi che frequenteranno la musica, credo sia un'ottima cosa questo momento, insomma. È una tappa importante anche questa. Ho visto che ieri mia sorella ha dato a Leandro Maggi 2 foto d'epoca in cui passava il Giro d'Italia proprio qui davanti, e quindi insomma la via Romea è sempre stata una via importantissima, adesso meno, ma un tempo era la via principale. Penso io personalmente di aver dato anche un esempio così che le cose a taglio di po' possono migliorare, perché in realtà è un paese che ha perso un po' di smalto, e quindi questo può essere un esempio anche per l'amministrazione per aiutarci a fare altre cose di questo tipo, insomma. La musica è molto importante perché è un linguaggio che per essere utilizzato ha bisogno di impegno, di sacrificio, di abnegazione. È un linguaggio che per essere utilizzato ha bisogno di ascoltare e ascoltarsi. Tocca la sfera delle emozioni e ci aiuta nel percorso personale di autodeterminazione. In altre parole, ci migliora. La musica dà valore alla persona. Per realizzare questo progetto ci è voluto impegno di molte persone che ringrazio di cuore, ma non posso elencare per questioni di tempo, anche perché sono state veramente tante, amici, colleghi e persone che ho conosciuto proprio facendo i lavori. Certo però non posso non ringraziare la famiglia Crivellari e in special modo Luigi, non solo perché ha concesso l'utilizzo di locali di sua proprietà, ma perché ha messo passione, generosità e un fervore non comuni per un uomo della sua età. Scusa Luigi, mi correggo, un fervore e una generosità non comuni in un uomo. Ma ho scoperto essere doti comuni nella famiglia Crivellari, che hanno radici più profonde, quindi vorrei ringraziare anche una persona che oggi è qui con noi, ma che non troveremo se noi la cerchiamo con gli occhi, ma se ascoltiamo sì. Sto parlando di Emilio Crivellari. Stiamo camminando dove lui ha camminato, questa è la sua casa, dove ha vissuto gioie e dolori, ha cresciuto i suoi figli Luigi, Melde e Amalia. Vi invito a leggere Il secolo Crivellari, lì si può conoscere Emilio, un uomo che si è arricchito attraverso l'industria del legname e dei mobili. Ma non sto parlando del portafoglio o del conto corrente, ma della ricchezza vera, quella che si evince da ogni foto in bianco e nero del libro. Il rapporto umano che aveva con le persone emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni di molti suoi collaboratori e dipendenti che si sentivano come in famiglia. Emilio Crivellari era un uomo ricco perché faceva come la musica, dava valore alla persona. Concludo con un augurio per tutti gli allievi, gli insegnanti e tutti coloro che passeranno per questa porta, di uscire un po' più ricchi di come sono entrati. Grazie. Queste iniziative sono sicuramente importantissime, sono iniziative che ci devono dare non un traguardo, non un arrivo, ma uno spunto per iniziare a ripensare un po' a te di po', anche riallacciandoci a come era una volta, per proiettare in quello che sarà il futuro che ci aspetta. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E auguri. Something inside is burning me. I cannot find what I can see. It could be too late for me. I'm feeling things I can't control. They're taking hold inside my soul. It's feeding on